primo weekend in giallo, se volevano imparanoiarci con il tempo ci sono riusciti perfettamente. Sole, pioggia, temporali, c'è un po' di tutto. Noi partiamo per questo percorso e speriamo di non prendercela. Allora, noi adesso siamo zona Gemona, siamo partiti da Ospedaletto e siamo esattamente in via Monte Ercole. Quello che faremo sarà raggiungere la Sella di Sant'Agnese, è un percorso che dicono che è molto semplice, adatto per famiglie con bambini. Adesso lo iniziamo, vediamo un pochino com'è e alla fine ne tiriamo le conclusioni. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Allora, fino adesso il percorso è risultato molto semplice e ben segnalato. Arrivati a questo punto dove c'è la Gret da Cagne, ci sono due deviazioni, appunto, una per la terrazza panoramica, mentre guardando verso lì c'è il sentiero che porta su al monte Cumieli. Però in questo caso si risale e poi si riscende dallo stesso sentiero per poi proseguire l'anello invece in questa direzione. Allora, siamo arrivati sul Monte Cumieli, la deviazione vale proprio la pena perché il panorama è questo, bellissimo. Carry on. Met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him. Lungo il percorso troviamo anche la fortezza dell'Alto Tagliamento, che è una struttura militare della prima guerra mondiale. Allora, il percorso è semplice e ben segnalato. Sella Sant'Agnese è la meta ideale per portare su una copertina, un panino e passare un paio di ore serene a rilassarsi. Adesso noi vi mandiamo alla cartina tabacco come sempre, dove vi spiegheremo il tragitto che abbiamo fatto. Bene, allora eccoci qui alla nostra carta tabacco. Il giro che abbiamo fatto oggi è il seguente. Allora, abbiamo parcheggiato la macchina a Ospedaletto, Sì. in via del Lago. Proseguendo a piedi si arriva al primo incrocio, dove girando a sinistra si inizia a percorrere via Monte Ercole fino al forte. A questo punto si prosegue sempre in via Monte Ercole per arrivare. Qua c'è una deviazione interessante per arrivare al Monte Cumieli, dove c'è un bel panorama. Sì.
Si riprende la strada principale, si arriva al monte, al Sella Sant'Agnese. Dove c'è anche la chiesetta di Sant'Agnese e alla destra troverete anche un bel prato dove potersi dedicare a un pranzo, fare un picnic. Molto carino. A questo punto si riprende la strada bianca, Sì. la si lascia immediatamente girando a sinistra. C'è il primo incrocio, si gira a sinistra, si sale all'interno del bosco, un'altra deviazione a sinistra. Sì. A questo punto bisogna mantenere il percorso principale, ci sarà un altro punto dove ci sarà una segnaletica, si mantiene appunto la strada principale e si torna fino al forte, poi chiaramente rientrare alla macchina. Bene, con questo il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, presto ne pubblicheremo un altro e alla prossima. Ciao ciao da Cristina e Gianluca. Ciao!